Il comitato promotore della provincia di Agrigento, le forze politiche che compongono il campo progressista hanno, come è noto da tempo, deciso di affidare la scelta del prossimo candidato alla carica di governatore della Sicilia a libere elezioni primarie aperte a tutti i siciliani dai 16 anni in su. Si tratta di un'epocale svolta per la Sicilia che attribuisce una libera selezione dal basso la scelta che vestirà il prossimo candidato alla presidenza della regione, di una legittimazione popolare straordinaria. Tali consultazioni si terranno il prossimo sabato 23 luglio dalle 8 alle 22. Attraverso modalità mista si potrà votare infatti sia online sia in uno dei 32 seggi di presenza che verranno allestiti in Sicilia. Tra questi seggi allestiti anche nella nostra provincia, in particolare ad Agrigento al Viale della Vittoria all'altezza del Bar Saieva, a Sciacca in piazzetta Matteotti di fronte al pub La Scalonata, a Canicattì al Viale della Vittoria di fronte alla Villa Comunale, a Licata, sede del comitato promotore locale, sita in corso Vittorio Emanuele, numero 58. Si specifica ancora una volta che potranno votare esclusivamente i siciliani registratisi sulla piattaforma SkyVote entro la data del 21 luglio 2022. Intanto, in merito alle primarie, c'è una nota del referente siciliano del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, che afferma come con il PD in Sicilia c'è la massima sintonia e la ferrea determinazione a portare a compimento il percorso delle presidenziali. Suscitano però grandi perplessità le dichiarazioni del vice segretario del PD nazionale Giuseppe Provenzano, siciliano di origine, che in un post su Facebook ha sottolineato l'irresponsabilità del Movimento 5 Stelle accusandolo insieme a Forza Italia e Lega persino di viltà. Al Partito Democratico Nazionale pertanto chiediamo chiarezza sull'alleanza in Sicilia. Ci dica ora, continua Di Paola, se si vuole proseguire il comune cammino o non aspetti il verdetto delle primarie per pronunciarsi.